praticamente siamo arrivati al momento clou della serata. Pensate, un ospite straordinario sta per venirci a trovare, un grande cuoco, sai, vero? Che qualche anno fa però purtroppo ha avuto un piccolissimo incidente. Infatti si trovava al campionato mondiale degli spadellatori di frittata, famosissima competizione mondiale, e praticamente stava dimostrando una tecnica particolarissima che lui praticamente riesce a far girare la padella 200 volte al minuto nello stesso tempo. Fai vedere come fa 200, bravissimo, è studiato. E praticamente a un certo punto la padella gli è sfuggita dalle mani per prendere la frittata al volo, gli è arrivata una capata in testa, quindi è praticamente avuto un colpo fortissimo alla testa. Però, signori, adesso è completamente ripreso. Quindi, signori e signori, io ho l'onore e il piacere di presentare questo grandissimo ospite. Sei emozionata? Sì. Emozionatissima, signori e signori, io vorrei che accogliate con un grossissimo applauso il nostro chef Tino Buca! Maestro! Salve, buonasera. Maestro, no, salve. Maestro, guarda questa parte. Scusate. Maestro, si può? Certo che si può, si può? Come si può? Se viene, maestro. Maestro, sì, si può, ma deve venire qua. Si può? È un po' timido, signor, aspetta, lo rifacciamo. Signore e signori, un altro grossissimo applauso. Il nostro maestro Tino Buca! Salve, maestro, si può? Sì, maestro, si può, è centrato, maestro. Buonasera. Sì, maestro. Salve. Ma sicuro che si sente bene, maestro? Oh, mi sento bene. Maestro. Buonasera. Ok, sì. Allora, buonasera. Maestro, buonasera. Maestro. Ma siamo sicuro che sta bene? Sì, benissimo. Senta, maestro. Cappello. Maestro, il cappello. Maestro, sì, maestro, che c'ho? Maestro, che lì, maestro! Buonasera. Maestro! Sì, lo scusi il pubblico. Maestro, ma ci sta male di spalla, Si siete accorti che ho un leggero difetto alla parte brasilissima, si muove completamente. Ah, è quello di fare sera. Certo, maestro. Senta, maestro, ma lì per cui ci farà vedere voi? Stasera vedete la pasta all'uovo. La pasta all'uovo. Ah, la pasta all'uovo. Ecco gli ingredienti. Signori, venga avanti. Ci faccio la pasta all'uovo. E poi la pasta all'uovo, come vedete, c'è bisogno delle uova. E come le ultime le uova? C'è bisogno di altri due uova. Ecco qua.